benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La morte di Aurora dopo la scioccante scoperta dell'aborto praticato a maggio sulla hostess per l'aggressione subita. Il legale della famiglia chiede la restituzione degli abiti della giovane e il sequestro dell'abitazione a Vienna dove è precipitata. Giornata di silenzio dei parenti di Aurora che oggi avrebbe compiuto 25 anni. I carabinieri a caccia dei 5 protagonisti della rapina di Santa Maria di Licodia in 2 tempi, prima tra la villetta in campagna, poi nell'abitazione in paese di una coppia. I rapinatori perfettamente a conoscenza delle abitudini e delle residenze dei coniugi. Palermo in pieno festino di Santa Rosalia, oggi messa e processione, ieri sfilata del carro con 350.000 fedeli e poi i fuochi d'artificio. L'arcivescovo Lorefice ricorda le vittime di femminicidio, fischi per il sindaco La Galla, al TG Sicilia il festino visto dallo scrittore Gaetano Sabatteri. Ore di passione sotto il sole rovente per gli automobilisti sulla tangenziale per l'A18, intrappolati al casello di San Gregorio per lavori di pavimentazione del Consorzio Autostrade. Chilometri di code, l'intervento si è concluso nella tarda mattinata. A Catania, flash mob di protesta davanti all'assessorato ai servizi sociali. Non c'è ancora il dormitorio pubblico per i senza tetto. Da domani, nella sua Sicilia, per 2 concerti a Catania e a Palermo, il celebre compositore Paolo Bombino proporrà un percorso coinvolgente con le sue colonne sonore più amate. Calcio, sudore e fatica in Val d'Aosta per il Palermo che lavora a ritmo di 2 sedute al giorno. Gli auguri speciali di Inzaghi nel giorno di Santa Rosalia. Anche Donnarumma è forte in ritiro a Norcia con il Catania che a breve ufficializzerà dopo l'attaccante Rolfini anche il difensore Pieraccini. Bentrovati nel giorno del 25° compleanno di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna, la famiglia si chiude nel dolore e nel ricordo. Il padre insiste nel chiedere verità e giustizia dopo la scoperta di un aborto della figlia a maggio per un'aggressione subita. E il legale della famiglia presenta una nuova istanza. Roberta Lunghi. Oggi Aurora Maniscalco avrebbe compiuto 25 anni. Quello che sarebbe stato un giorno di festa, invece, diventa amplificatore della sofferenza per l'intera famiglia dell'hostess palermitana morta a Vienna, che, totalmente distrutta, si è chiusa nel dolore e nel ricordo di questa ragazza bella e semplice, che amava gli animali e che aveva lasciato la sua Palermo per il lavoro che aveva scelto. Ma a parlare in questo momento sono le azioni sul fronte giudiziario con l'inchiesta della Procura di Palermo che va avanti, dove per istigazione al suicidio è indagato il fidanzato Elio Bargione, presente con lei a Vienna quando volò dal balcone di casa. I fatti che emergono sembrano volti a comporre un puzzle e si intrecciano con i dubbi della famiglia che non ha mai creduto al suicidio. L'ultimo fatto in ordine di tempo è la rivelazione di una scoperta fatta dalla mamma di Aurora, un certificato medico che rivela che a maggio, durante la sua presenza a Palermo, la giovane aveva abortito con l'inquietante certificazione dell'ospedale Villa Sofia Cervello che parlava di una aggressione subita. Anche qui si agitano pensieri e dubbi sul perché alla parola aggressione su un certificato non sia seguita un'indagine. Papa Francesco scopre tutto adesso e nel giorno del funerale della figlia ha gridato ancora la sua richiesta di verità e giustizia. Il legale della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, ha presentato una nuova istanza. Si è chiesto il sequestro dell'appartamento di Vienna dove il 23 giugno è accaduta la tragedia, il sequestro dei cellulari dei 2 fidanzati
indagati, quello di Aurora è già nelle mani della procura di Palermo. Mentre la famiglia combatte ancora con la richiesta inevasa di riavere gli abiti della figlia che sono ancora sequestrati all'ambasciata italiana a Vienna, si attendono gli esiti conclusivi dell'autopsia, che servirà probabilmente a chiarire anche i dubbi sulla dinamica della caduta dal balcone, perché anche lì, secondo il padre di Aurora, al puzzle mancano diversi tasselli. Indagini serrate a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dopo la rapina avvenuta in una casa di campagna ai danni di una coppia del luogo. Tanti gli interrogativi, comunità sconvolta. Oggi della vicenda si occuperà il Consiglio Comunale. Orazio Longo. Tra le cose che si cerca di capire è perché una tale forza d'azione, un vero e proprio comando per scagliarsi contro una famiglia di fatto inerme. Lavoratore lui, lavoratrice lei. Stile da arancia meccanica, hanno titolato alcuni quotidiani, a sottolineare la violenza e la spregiudicatezza dei 5 uomini armati e a volto travisato che 2 giorni fa in questa zona di villeggiatura poco fuori il centro abitato hanno preso in ostaggio una coppia di Santa Maria di Licodia nel Catanese, rapinandola. Nella ricostruzione sembra ormai certo che i malviventi siano entrati nella casa di campagna mentre la coppia si trovava all'interno della villetta dopo che si era conclusa una festa con gli ospiti che erano andati via da pochi minuti. I banditi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza e sequestrato i cellulari dei 2. Poi hanno aggredito il marito, 50enne, immobilizzandolo mentre la moglie veniva portata nella casa in paese dove era costretta ad aprire la cassaforte e consegnare soldi, gioielli e 2 armi regolarmente detenute, un fucile e una pistola. Precisi, chirurgici i malviventi che si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sono i carabinieri della compagnia di Paternò che stanno eseguendo le indagini. Diversi gli interrogativi a cui bisognerà dare una risposta. Uno di questi riguarda la spregiudicatezza della banda di rapinatori a proprio agio nel muoversi durante l'azione come se fossero perfettamente a conoscenza delle abitudini e dei luoghi della coppia. Sotto shock il piccolo centro che si trova alle pendici dell'Etna e che affronterà la questione in Consiglio Comunale. Da Agrigentino Giovanni Salamone, reo confesso dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, ha ammesso di aver ucciso prima del trasferimento in Piemonte anche il suo cane nella casa agrigentina. Il figlio della coppia durante la sua deposizione aveva detto che il cane di famiglia, un dogo argentino, era stato ucciso appunto e che lui aveva trovato tracce del piombo utilizzato per l'esecuzione dell'animale. Palermo in pieno festino di Santa Rosalia, oggi messa e processione, ieri la sfilata del carro, poi i fuochi d'artificio. Tantissimi fedeli, in 350.000 ieri hanno accompagnato il carro della Santa Patrona nel capoluogo. Marco Gullà. 350.000 persone per il festino di Santa Rosalia a Palermo, un fiume di gente, fedeli, visitatori e turisti, tutti ad accompagnare il carro della Santuzza che sfila lungo le vie del Cassaro. I palermitani pregano e invocano la Santa, patrona del capoluogo. Qualcuno ha qualcosa da chiedere a Santa Rosalia. Il desiderio è per i miei figlioli che li vorrei vedere sistemati. Che cosa puoi chiedere tu a una Santuzza, alla Santa Rosalia, la padrona di Palermo? Solo la salute. Prima a Piazza Parlamento lo spettacolo che ha ripercorso il miracolo di Rosalia. Nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, lo spirito di Rosalia apparve in sogno ad una malata e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli di portarle in processione per la città, che fu così purificata e liberata dal morbo. L'arcivescovo Corrado Lorefice, nel suo discorso alla città, ricorda Sara Campanella e tutte le vittime di violenza. Questa testimonianza, particolarmente voluta da noi familiari di Sara, possa servire oggi per risvegliare coscienze, richiamare all'urgenza di educare all'amore vero, alla libertà di sé e degli altri. Poi il carro sfila verso il Foro Italico e ai quattro canti la consueta pausa con il sindaco Roberto Lagalla che ha gridato "Viva Palermo e Santa Rosalia". Il primo cittadino viene sonoramente fischiato dai presenti. Viva Palermo e Santa Rosalia! Non solo fede, ma anche tradizione come quella gastronomica, street food come ogni anno, principe del festino, dalle stighiola al pane con la milza e poi le babbaluce, ovvero le lumache, fase finale al Foro Italico con i fuochi d'artificio.
Oggi è la messa in cattedrale e la processione con le reliquie di Santa Rosalia. La festa di Santa Rosalia la vediamo secondo il punto di vista dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri, che dice: il festino, simbolo di Palermo e della Sicilia. Eccolo al microfono di Orazio Longo. Il festino di Santa Rosalia è una grande occasione in cui i siciliani, il siciliano, i palermitani riconoscono, come diceva la Sciascia, un esse collettivo, un'identità collettiva. I siciliani sostenevano che Pirandello che fossero degli uomini soli che vivevano la propria solitudine, erano isolati e si sentivano isolati, ma nelle feste religiose, come nel grande festino di Palermo, in qualche modo questo isolamento si spezza e diventa un rito collettivo che probabilmente non fa comunità, ma in quel momento fa folla, fa popolo, fa festino, appunto. E da questo punto di vista il festino è in qualche modo il trionfo di questa festa barocca, colorata, rumorosa e piena di fuochi d'artificio, che diventa il simbolo di Palermo e della Sicilia. Gaetano Savatteri. Restiamo a Palermo, ma con un argomento completamente diverso. Compare anche l'organizzazione di eventi che portava l'hashish per gli Spinelli nell'inchiesta sulla presunta corruzione alla regione siciliana. Lo raccontano le intercettazioni, ma c'è anche il sequestro di droga in un trolley. Ma il filone nuovo riguarda soprattutto i finanziamenti della Film Commission, passati al setaccio in queste ore dai magistrati. Maglio Viola. Da una parte si apre il fronte della Film Commission, dall'altra addirittura quello degli Spinelli. È un pozzo senza fondo l'inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta corruzione fra Assemblea regionale siciliana e Regione siciliana, che vede al centro di tutto gli esponenti di Fratelli d'Italia, a partire dal presidente dell'ARS Gaetano Galvagno per terminare all'assessore al turismo Elvira Amata. Le intercettazioni disposte dai magistrati riguardano anche altri assessori regionali della stessa formazione politica, nomi che al momento per legge non si possono fare, visto che non si tratta di persone attualmente iscritte nel registro degli indagati. Il filone Film Commission approda sui giornali per effetto della polemica sul mancato finanziamento di una fiction, quella su Biagio Conte, e a seguire anche su storie di mafia come quella di Calogero Zucchetto, il poliziotto eroe ucciso in via Notarbartolo. Ma c'è anche un filone che non ti aspetti, quello dell'organizzatore di eventi procacciatore di droga. Sono intercettazioni di 2 anni fa, quelle della Guardia di Finanza, che mette nero su bianco come un frequentatore di casa Galvagno in realtà portasse droga per Sabrina De Capitani, la sua portavoce e coinquilina, e per l'artista Omar Hassan, menzionato anche per il regalo di un quadro al termine della mostra a lui dedicata. Per avvalorare i loro sospetti finanziari sequestrano un trolley e vi trovano la droga. Però è una modica quantità quella sequestrata, nessun rilievo penale, tale da essere derubricata ad uso personale. Nel frattempo Galvagno in queste ore ha rinunciato all'auto blu, al centro di un altro filone di indagine, ma la pressione mediatica continua con la pubblicazione di dettagli su dettagli di una inchiesta che ancora ha quasi 1 migliaio di pagine da raccontare. Altre notizie: tragedia nella notte a Barcellona, 2 diciassettenni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Francesco Triolo. Un impatto violentissimo che ha squarciato il silenzio della notte. Erano le 2:30, incrocio tra le vie Kennedy e San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto. Uno scontro tra uno scooter e una Fiat Punto è costato la vita a 2 giovanissimi, 2 diciassettenni che viaggiavano a bordo del mezzo a 2 ruote, Mattia Caruso e Simone Marzullo, che hanno perso la vita in maniera drammatica. Le cause sono ancora da accertare ed i rilievi sono proseguiti per tutta la mattinata cercando di chiarire le responsabilità e la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125 che sopraggiungeva da via San Vito, pare abbia fatto un testacoda andando a colpire un'altra auto parcheggiata ed un albero. I 2 ragazzi non hanno avuto scampo, sono morti sul colpo. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto all'alcol test e al drug test. Le indagini sono condotte dai carabinieri, mentre le salme dei 2 giovanissimi sono all'obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stamattina sul luogo dell'incidente c'erano ancora i segni e poi fiori a ricordare 2 giovani vite spezzate.
Ore di passione per gli automobilisti intrappolati sulla tangenziale per la A18 per lavori al casello di San Gregorio a Catania. L'intervento si è concluso nella tarda mattinata. Orazio Longo. Fermi sotto il caldo rovente o a passo d'uomo. Sono state ore di passione per gli automobilisti in transito dal casello di San Gregorio a Catania in direzione Messina. Fino a 6 chilometri di code a causa dei lavori di pavimentazione della corsia Telepass, mal ridotta e pericolosa per la presenza di grosse buche sull'asfalto. Giorni di grande difficoltà per la mobilità dei veicoli, con gli automobilisti esasperati e di fatto intrappolati in strada proprio in concomitanza con il rialzo delle temperature e con un periodo fortemente trafficato a causa dei molti turisti che stanno arrivando in Sicilia. Qualcuno ha tentato vie alternative, seguendo magari i suggerimenti dei navigatori, ma la scelta non sempre ha pagato, perché anche le arterie secondarie a cascata sono a loro volta risultate molto trafficate. I lavori effettuati dal CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce la A18, si sono conclusi nella tarda mattinata di oggi con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti. La corsia è stata quindi liberata e il traffico è tornato a fluire poco dopo. A Catania manca ancora un dormitorio pubblico per i senza tetto. Flash mob di protesta delle associazioni coinvolte davanti all'assessorato ai servizi sociali. Desiree Ferlito. A Catania manca da gennaio un dormitorio pubblico per i senza tetto. Flash mob di protesta davanti ai locali dell'assessorato ai servizi sociali del comune. Il motivo è chiaro: richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale per chi vive in strada e non ha nulla. Se un'amministrazione come quella catanese si rendesse conto delle associazioni che ha, della gente di buona volontà che c'è a Catania, di questa grande sensibilità, dovrebbe fare salti di gioia e riferirsi continuamente a queste persone. Tante le associazioni riunite oggi per protestare contro l'assenza delle istituzioni e far luce sulla gestione dei fondi pubblici per i servizi dedicati ai senza fissa dimora. C'è una pioggia di soldi che viene data all'assessorato e non viene spesa. Da ultimo cito la circolare dell'assessorato regionale delle politiche delle famiglie, che ha bacchettato tra le varie città anche il comune di Catania proprio perché non è riuscita a spendere più del 34% di fondi. Il punto critico rimane il dormitorio promesso, a fronte delle dichiarazioni pubbliche dell'amministrazione, secondo cui Catania sarebbe prossima ad avere una struttura di accoglienza. Ha programmato per tempo una soluzione per queste persone, e sono tante, sono dall'80 alle 150 persone che purtroppo passano le giornate e le notti all'aperto. La gara d'appalto si è conclusa da oltre 4 mesi, ma il bando non prevedeva alcuna struttura a bassa soglia, un vuoto inaccettabile, evidenziano gli attivisti, soprattutto considerato le condizioni estreme in cui vivono circa 150 persone, uomini e donne, che continuano a dormire per strada. Ragusa, preoccupazione per il futuro dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Versalis. I sindacati chiedono un tavolo di confronto immediato con le istituzioni locali, l'azienda e le parti sociali. Veronica Barbarino. La richiesta di manodopera è crollata da 12 a sole 4 unità giornaliere. Cresce la preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Versalis di Ragusa, con particolare riferimento alla cooperativa ragusana Operai San Giorgio. Le sigle FILT CGL, FISAS CAT CISL e CUB Trasporti lanciano l'allarme. Questi lavoratori al momento in contratto di solidarietà sono riusciti comunque ad arrivare finora perché sono state impiegate 12 unità, ma già l'azienda ha comunicato ufficialmente che queste unità da 12 stanno passando a 4, e questo ovviamente mette nelle condizioni questa realtà di non reggere nel medio-lungo periodo. Secondo quanto riportato in una nota congiunta, i problemi sono iniziati già nel dicembre 2024, con una contrazione delle attività parzialmente tamponata attraverso un contratto di solidarietà. Tuttavia, con l'avvio delle operazioni di dismissione degli impianti lo scorso gennaio, la situazione si è ulteriormente aggravata, svuotando, secondo i sindacati, il contratto di significato ed efficacia operativa. Si chiede pertanto l'attivazione immediata di un tavolo di confronto che coinvolga istituzioni locali, aziende, parti sociali e tutti i soggetti interessati per individuare soluzioni concrete e garantire la continuità lavorativa di tutti i dipendenti della cooperativa.
Musica da domani nella sua Sicilia per i concerti di Catania e Palermo il celebre compositore Paolo Buonvino, che regalerà al pubblico 2 esperienze uniche, un percorso immersivo nelle sue colonne sonore più amate, prive delle immagini cui sono legate, perché riviva la pura ispirazione. Roberta Lunghi. Un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno. Questa è la musica per Paolo Buonvino, il celebre compositore siciliano amato dal grande pubblico per le colonne sonore, dall'Ultimo bacio a Caos Calmo, da Romanzo criminale a Casa tutti bene, fino alla Matassa e alla più recente composizione per Il Gattopardo, la serie. Ci saranno tutte nei suoi live siciliani, il 16 luglio al Cortile Platamone di Catania e il 17 al Teatro Massimo di Palermo, in 2 occasioni uniche per vivere la musica oltre le storie. Ci sarà, farò come una colonna sonora tratta da tanti pezzi di colonne sonore, i cui registi saranno gli spettatori. Buonvino, con oltre 100 colonne sonore alle spalle, live in tutto il mondo, 8 nomination ai David di Donatello, 1 vinto per Caos Calmo, il rapporto con registi internazionali, la collaborazione con i grandi della musica italiana, però quando pensa ai suoi concerti in Sicilia sente un'emozione speciale. Hanno un sapore speciale, un'emozione speciale, perché come dire, ritrovare amici, tante emozioni vissuti, sentirsi a casa e contemporaneamente voler essere abbracciato e abbracciare tutti. Sul palco con lui un ensemble di 8 musicisti d'eccezione, un trio d'archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Per il viaggio, dunque, è tutto pronto. Viva dunque, adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio e le ultime dai ritiri di Palermo e Catania. State con noi, vi aspetto. Il Palermo prosegue la preparazione in ritiro in Val d'Aosta e per il festino di Santa Rosalia arrivano gli auguri speciali di Pippo Inzaghi. Marco Gulà. Al ritmo di doppie sedute il Palermo prosegue il ritiro in Valle d'Aosta. Per la prima volta è stato testato il modulo 3-4-2-1 che rappresenta il punto di riferimento iniziale del Palermo in questa fase di preparazione. Sin dai primi movimenti la squadra ha mostrato grinta e intensità sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti. Inzaghi vuole intanto studiare i movimenti della sua nuova creatura, soprattutto in fase offensiva, e nel giorno del festino di Santa Rosalia arrivano gli auguri speciali proprio del tecnico. Ciao a tutti i palermitani. Anche qui dalla Valle d'Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale, insomma so che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio, so che unisce tutti i palermitani senza distinzioni, per cui viva Palermo e Santa Rosalia. Ciao ciao. Mercato, nelle ultime ore il club rosanero ebbe intensificato i contatti per Palumbo del Modena, presentando una proposta concreta che potrebbe finalmente superare le resistenze della società emiliana. Il Palermo ha optato per un'operazione più articolata che prevede l'inserimento di uno tra Di Mariano e Insigne. Per la difesa il nome più caldo rimane quello di Bani, centrale classe 93 in uscita dal Genoa. Il giocatore ha già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Palermo. E oggi ha preso il via la nuova stagione del Catania. Stamattina rossazzurri al lavoro a Norcia. Ieri sera in albergo anche Donnarumma e Forte. Ufficializzato Rolfini. Francesco Triolo. Da oggi si suda, il Catania è già a Norcia, arrivato nella serata di ieri e quindi può dirsi ufficialmente iniziata la nuova stagione dei rossazzurri. Un arrivo con sorpresa ieri perché in albergo c'erano già 2 tasselli in più per Mimmo Toscano. Daniele Donnarumma e Francesco Forte sono più che 2 promessi sposi per il Catania, ormai manca solo l'ufficialità. Il terzino andrà a coprire il vuoto lasciato dall'addio di Anastasio e ha già incontrato, anzi riabbracciato, Toscano e lo staff che lo conoscono per averlo già allenato, così come l'attaccante che lo scorso anno ha giocato con la maglia dell'Ascoli. A proposito di ufficialità, ieri sera è arrivata anche quella dell'attaccante Alex Rolfini, che si è legato al club etneo con un contratto biennale. Contestualmente è stata comunicata anche la risoluzione dell'accordo con Davide Guglielmotti, che adesso dovrebbe accasarsi al nuovo Brescia.
Intanto, come detto, da questa mattina sono iniziati gli allenamenti, il nuovo Catania nasce con tante speranze ed ambizioni. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento come al solito è per le 20, buon pomeriggio.